Scendono sotto i 9.000 i casi di positività, ma Padova con i suoi 8.814 casi resta la provincia con il maggior numero di contagi. Nell'ultima settimana la media giornaliera dei nuovi positivi è stata circa di 300 casi, ha detto il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Giuseppe Dalben. Noi siamo su un appiattimento della curva che però non scende. Cioè siamo nella fase in cui speriamo che la curva non risalga, in quanto dura questo appiattimento. Ma fino a che non abbiamo la discesa, è chiaro che abbiamo pressione importante sull'attività ospedaliera. Ecco perché dicevo, siamo sì sotto i 9.000, ma per modo di dire, perché ne abbiamo 8.800, no? Il pronto soccorso ha registrato oltre 2.000 accessi e di questi 191 in area Covid. L'ultimo report dell'ospedale parla di 108 pazienti ricoverati in area medica, 50 in terapia subintensiva e 40 gravi nelle terapie intensive. Un altro dato osservato purtroppo è l'abbassamento dell'età media dei ricoverati, che scende ancora dai 66,7 della settimana scorsa ai 63,9. Il paziente più giovane attualmente ricoverato in terapia intensiva ha 50 anni. Nel frattempo proseguono le attività di tracciamento con oltre 15.000 tamponi effettuati in una settimana con un tasso del 7% di positività. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, l'azienda ospedaliera ha somministrato 17.466 dosi ai dipendenti e 3.958 ai soggetti fragili in cura. In queste ore il direttore generale deve spedire alla Regione gli elenchi del personale ospedaliero per individuare chi ha rifiutato la vaccinazione. Ma noi dobbiamo fornire l'elenco dei nostri dipendenti, non dei vaccinati o meno. Quindi noi forniamo l'elenco dei nostri dipendenti o di coloro che hanno un rapporto con noi, anche non dipendenti, parlo di liberi professionisti o eccetera. Poi sarà appunto la regione che incrocerà il nostro dato con il dato di chi è stato vaccinato o meno e ce lo ritornerà.